Ma è così vero, Sindaco, che il criterio, quello che viene definito la spesa storica, che qualcuno magari capisce, comprende poco, finisce per favorire chi negli anni ha sprecato e poi magari addirittura chi fa bancarotta viene aiutato, mentre chi è virtuoso rischia di non riuscire neanche a investire quello che ha in cassa? Questo è un meccanismo che funziona anche in altre parti del nostro ordinamento, per esempio il sistema fiscale. Quando aumentano le tasse, chi è che paga di più? Paga di più chi già paga. L'evasore non pagava e non paga. Lo stesso succede con i comuni. Ci sono comuni che non hanno avuto un comportamento serio, bisogna dirlo, non dipende dalla regione, ce ne saranno sicuramente pochi per la verità anche nel Veneto, che non hanno avuto un comportamento serio, che si sono indebitati e in anni passati hanno spesso portato i conti al governo facendosi pagare i conti. Bene, questi comuni continuano ad avere una spesa alta. Quando si taglia, i comuni virtuosi, quelli che hanno risparmiato, si vedono tagliare e vanno sotto la soglia di funzionamento, mentre i comuni che hanno sprecato rimangono abbondantemente e allegramente al di sopra di questa, e questo è assolutamente ingiusto. Ricordiamo tra l'altro che questo movimento ha avuto l'appoggio di sindaci, di amministratori, un po' di tutti i colori politici, di quasi tutti. Ha fatto molto discutere, è stata rilevata l'assenza della Lega. Gallo, voi lavorate con la Lega, ogni tanto c'è anche su qualcosa vi ci trovate persino d'accordo in Consiglio regionale, avete fatto delle battaglie, non delle battaglie, ma insomma qualcosa, e poi lo vedremo anche la vicenda delle comunità montane insieme. Che impressione ne ha tratto da questa assenza della Lega, da questo movimento? Temo che la Lega sia molto in difficoltà in questo momento, perché è vincolata al fatto che questa proposta Calderoli si traduca in realtà e questa proposta dipende poi dalla volontà degli altri partner di governo e deve anche fare i conti con una situazione che si sta facendo molto difficile sul piano del quadro internazionale, per cui è difficile che in realtà poi si arrivi al dunque a trovare una risposta significativa. No, il fatto grave è che secondo me la Lega non ha capito che nel Veneto si sta muovendo qualcosa di importante. Il fatto che 400 sindaci del Veneto si mobilitino, vadano insieme a Roma, avanzino una proposta seria e concreta, doveva vedere la Lega partecipare, invece non l'ha fatto. Secondo me è stata una gravissima sottovalutazione, un grande errore. Ecco. Poi è vero, in Regione su alcune partite c'è stata una vicinanza nostra con la Lega, per esempio nella discussione sullo Statuto, sul punto che riguarda il riconoscimento del ruolo delle province, la definizione dei poteri che dalla Regione dovrebbero essere trasferiti verso le province, verso i comuni, per evitare che la Regione assuma sempre più i connotati di un neocentralismo che si nega a un rapporto corretto verso il basso. È un punto di discussione in cui noi la Lega siamo abbastanza vicini, ecco, come pure sul punto del riconoscimento della specificità della provincia di Belluno come provincia totalmente montana. E ci arriviamo. A proposito di province, però tornerei dal Presidente Zoggia. Qualcuno dice, ha detto, ogni tanto torna fuori periodicamente, le province non servono più, aboliamole. La sua opinione su questa cosa? Da Presidente, da uno che sa come funziona, non è uno che lo deve fare a vita, per cui non è che difende il suo ente. No, io ho avuto la fortuna di fare anche il sindaco, per cui mi rendo conto anche delle differenze. Diciamo che una riforma complessiva dello Stato, a cui peraltro noi aspiriamo, quindi un'unica Camera che legiferi, il Senato delle Regioni, la Regione che faccia, come dice giustamente il capogruppo Gallo, il proprio mestiere nel legiferare, con un decentramento vero verso i comuni, quindi non soltanto deleghe ma anche risorse, noi potremmo trovare anche un sistema di governo di area vasta diverso rispetto a un organo elettivo come la provincia. Parlo ovviamente della provincia di Venezia, mi rendo conto che cosa diversa è una provincia montana con le vallate e cose diverse. Per cui, come dire, c'è libertà. Tra l'altro il Partito Democratico nelle ultime elezioni politiche ha detto che laddove ci sono le aree metropolitane come Venezia si può andare a un superamento della provincia creando l'area metropolitana, che ovviamente va poi riempita di contenuti. Quindi non è una difesa
tanto per difendere, però in questo momento, se non ci fosse la provincia, alcune politiche non potrebbero essere gestite soltanto dal fatto che ci sono i sindaci. Penso all'acqua, penso ai rifiuti, penso ai trasporti, penso a tantissime altre cose dove la provincia ha un ruolo determinante. Ecco, il problema è fare il proprio mestiere, che ognuno faccia il proprio mestiere. Io insomma dico sempre, se la regione, anziché fare Veneto Agricoltura, Veneto Sviluppo, Veneto di qua, Veneto di là, che sono enti che gestiscono risorse che dovrebbero essere trasferite agli enti locali, allora non capisco più qual è la divisione, i compiti. Noi per ora su questa riflessione, su cui c'era molto da discutere, ci dobbiamo fermare soltanto un attimo, brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi, parliamo tra un attimo anche di questa vicenda appunto delle aree particolari come sono quelle montane, subito tra poco ancora con noi con Veneto Democratico. Rieccoci in studio con Veneto Democratico, abbiamo parlato del movimento dei sindaci, torneremo a dire qualcosa anche su questo, parliamo di una questione specifica che è quella per un attimo delle comunità montane che è stata affrontata, per meglio dire non è stata affrontata dal Consiglio regionale. Lo facciamo con il consigliere Guido Trento, che lo ricordiamo di Area Bellunese, che forse meglio di chiunque altro conosce questa situazione. È finita che la regione non ha deciso, Trento, vogliamo fare il federalismo, decidere, qui è finito che è passato che ha deciso quello che aveva deciso lo Stato. In effetti bisogna dire questo, che Galan, appunto la regione Veneto, ha fatto ricorso contro lo Stato perché si è occupato di comunità montane nel precedente governo, cercando di togliere praticamente quelle che non sono di fatto comunità montane e poi rivendicando quindi alla Regione il compito di regolamentare, di normare le comunità montane e poi in effetti ha abdicato a questo compito non regolamentando, quindi non legiferando, causa evidentemente della sua maggioranza, soprattutto del suo partito, che non è riuscito a trovare una coesione. Ma voglio fermarmi un secondo sul tema proprio delle istituzioni, perché c'è una gran confusione, il Paese è ormai soffocato da burocrazia e chiede semplificazione, però per fare semplificazione bisogna conoscere esattamente l'architettura istituzionale, non si può andare avanti a slogan, oggi cancello le province, domani le comunità montane, perché no cancellare la regione Veneto e avanti di questo passo. Io credo per esempio che fino a qualche mese fa tutti dicevano che i piccoli comuni montani dovevano gestire i servizi in forma associata per risparmiare. Cioè piccoli comuni non possono tutti quanti gestire la raccolta dei rifiuti, il trasporto scolastico, la gestione degli appalti, i servizi sociali. Tutti dicevano questo, che bisognava che questi servizi si mettessero insieme. Beh, le comunità montane funzionano per questo. Adesso si dice, dopo qualche mese, dice togliamo le comunità montane. Allora si capisce una cosa, che dalla parte di questo presidente di regione, che io non chiamo più presidente ma chiamo dottor Galan, non c'è nessuna conoscenza del territorio montano e quindi questo territorio si sente autorizzato a fare scelte diverse rispetto a quello che fa lui e mi auguro che in regione ci sia la sensibilità da parte certamente del Partito Democratico ma anche da parte di altre forze della maggioranza ci sia una sensibilità per capire che bisogna dire basta a queste esternazioni senza significato. Prima il consigliere Trento ricordava che la regione Veneto aveva fatto appunto un ricorso per avvocare a sé la decisione sulle comunità montane, qualcuno diceva beh semmai spetta ai comuni visto che sono loro che mettono insieme la comunità montana. In questa prospettiva, al di là dell'episodio in cui la regione non è arrivata a una decisione, sindaco Zanonato, qualcuno dice magari si farà il federalismo ma arriveremo al centralismo regionale, cioè sarà la regione, poi sarà, se prima c'era Roma che decideva per tutti, arriveremo a Venezia, i sindaci, le comunità, nessuno deciderà più per sé, lo intravede questo rischio?